Costa una botta di skate. Eccoci qua, cari amici appassionati questa volta di vecchi trattori. Sono qua in compagnia di Luca, il contadino di Rovereto, ormai un personaggio fisso degli ultimi Marvin Tour, e siamo venuti qua a trovare il bravissimo Moreno. Come vedete, Moreno ci ha fatto vedere un camion, però la sua passione sono un po' i trattori, ecco, i trattori agricoli vecchi. E vieni qua, Moreno, appunto, insomma, qualcosa hai messo da parte, mi sembra. Ecco qua. Comprato, venduto qualcosa. Ecco, dai, presentaci un po' così questi modelli qua, ecco. Questo è un Fiat 241, praticamente una 211 motrice, un po' rara adesso a questi tempi, un po' introvabile. Rara perché? Perché non? Perché quei tempi non ne facevano tantissime con doppia trazione così. E allora che le poche che ci sono adesso, chi le ha, se le tiene. Ecco. No, ecco una macchina funzionante. Funzionante. Presa poco fa, una Ecco bella qua. macchina. Penso di tenerla per il momento. Bravo, ecco qua. E dopo vi facciamo vedere un po' tutto il problema di Moreno. Dice che insomma per lui è lo spazio, perché la voglia di portare a casa trattori ci sarebbe, però insomma è un po' penalizzato dallo spazio. E qua abbiamo questo Fiat 25R. Sì, questo è un Fiat 25R, l'ho preso perché è stato il primo trattore che si è comprato mio papà ancora negli anni 60, usato, e allora ho voluto riprenderlo tanto per averlo come Per ricordo. avere come ricordo, ecco, il ricordo del tuo papà. Tuo papà ce l'hai ancora o no? No, no. Ecco qua. Per cui un ricordo appunto del papà, appunto, aveva questo. Eccolo qua. Questo qua è funzionante anche questo? Sì, i motori sono tutti funzionanti. Tutti funzionanti, insomma, Sì, sì. Sì. Fortunatamente siano funzionanti i motori, poi ha il suo fascino lasciarli anche così. E poi abbiamo qua questo. Sì, un Ferguson TEF 20 del 59, funzionante anche questo, però è lasciato lì un po' andare, è andata giù la ruota. Era sempre il secondo trattore che si è preso mio papà nell'81 usato. Usato. E lo abbiamo ancora e lo teniamo come ricordo. Ecco qua. Anche questo qua è da un po' che non lo metti in moto? Sì, un po', comunque il motore è a posto. Va, insomma, basta ecco mettere qua. le batterie e scaldare Guardate un po'. qua, Massey Ferguson. Eccolo qua. E poi abbiamo questo, anche questo è un bel bestione che te mi dicevi che. Un Ford Maior 50 cavalli che l'avevo preso per darlo via, poi invece ho guardato il libretto, era lo zio di mia mamma, che questo andava a tirare fuori mio papà dai cantieri quando si piantava col 682 ancora negli anni 60, e ora l'ho tenuto, mi è venuta la pelle d'oca. Per cui anche questo lo tieni? Questo? Sì. Poi è un bel bestione, però a me mi piacciono, un bel bestione anche. Qua più o meno potenza, cilindri, quanto ha di questo? 4 cilindri, 4 50 cavalli, 50 modello 50 cavalli. cavalli, sì. Cos'è che ti piace di più di. Diciamo la forma come è fatta questa macchina, un po' grezza, così. Ecco qua, insomma, bello anche questo. Ecco qua, guardate qua le gomme, particolare qua. E questo ogni tanto qualcosa. Sì, lo mettiamo in moto a qualche manifestazione, ne portiamo fuori, qualche aratura, attacchiamo l'aratro. Ecco qua. Fatto vedere, bello, infatti questo è bello, insomma. Ecco qua. E poi niente, qua abbiamo qua già qua più per lavoro questi. Sì. E adesso calma, questo vi faremo vedere la seconda parte. Ecco qua. Queste sono macchine usate per il po' di terreno che abbiamo. Esatto. Eccoci qua, cari amici, io ho dato così, adesso ci scegliamo. Questo intanto è la prima parte, adesso vi faremo vedere la seconda parte. E io ho fatto vedere insomma così un po', così qua, quello che ha messo da parte il bravissimo Moreno, appunto, che appunto mi dicevi che il tuo problema è un po' lo spazio, Sì. è un po' di tutti. Lo spazio ho dovuto vendere le macchine perché non sapevo dove metterle, mi è dispiaciuto perché erano dei pezzi un po' rari, comunque lo spazio è il mio problema. Il testa calda non ti ha mai attirato? Per il momento no. No, ti voglio il testa calda. Sono belle macchine, soprattutto quelle anche. Ecco qua. Ma per il momento no. Ecco qua. Vai lì Moreno, fammi un saluto, guardate qua, grande Moreno qua, Ecco qua, appassionato di trattori, ecco qua, Ciao a tutti. è il camionista anche, vero? Sì, camionista, È camionista. autotrenista. Ecco qua, per cui ragazzi, spettacolo. Andiamo con la seconda parte adesso. Ciao a tutti intanto. Saluto Antonio da Salerno, tutti gli appassionati di trattori come Demis dalla Romagna, Arturo appassionato anche lui di trattori, e tutti quelli che mi scrivono appunto commentando i trattori. Ciao a tutti, spettacolo!
alla prossima.